Siamo giunti alla quarta corsa dal Savio e confronto che vede al via 9 concorrenti, una condizionata sul miglio, Black di Venere, Bonnie Spritz, Brexit Par, Camilla Bass, Coriolano Pell, Crystal Dancer, seconda linea Commander Lake, Ciclone Petral e Cosmos del Ronco. Favori netti per Camilla Bass, numero 4 Manuel Pistone in sediolo, numero 4 dello schieramento, macchina che accelera, vediamo la partenza con la velocità iniziale di Coriolano Pell e di Brexit Par, parte così invece Camilla Bass che rimane a guardare per il momento, in testa ci va però Black di Venere che lascia poi sfilare Boniek Spritz. A questo punto Camilla Bass entra in azione tagliando fuori Brexit Par, si lancia all'attacco di Boniek Spritz. Intanto il primo quarto di gara viene coperto in 31,3, Camilla Bass non riesce a portarsi sul leader e così Brexit Par torna al suo esterno, la supera e va a ridosso del battistrada. Terza ruota invece per Cosmos del Ronco che si lancia a centropista. Intanto i 600 in 47,3 molto tranquilli e Cosmos del Ronco con un sol volo arriva a ridosso di Bonnie Spritz, l'impegna dopo 800 metri di gara. 1 minuto 1 secondo e 6 decimi, quindi andatura anche piuttosto blanda per i primi 800 metri di gara, nonostante il 14,3 davanti alle tribune. Ora si prosegue su quel ritmo, un altro parziale velocissimo in 14,6 con Cosmos del Ronco che insiste su Bonnie Spritz in vantaggio, ma Cosmos insiste ancora, prende qualcosa di vantaggio a 400 dalla conclusione. Si entra sulla curva finale, i due sono nettamente in vantaggio rispetto al resto del gruppo, sempre condotto da Black di Venere. I due alle prese a metà della curva conclusiva. Insiste Cosmos ma ribatte Boniek, completamento della piegata. È Ciclone che insiste all'esterno, attacca ancora e nel finale prende il sopravvento Ciclone Petral per vincere nettamente. Il secondo posto è per Bonnie Spritz, al terzo finisce Cosmos del Ronco. La vittoria in 1:14,6 con 29,7 a chiudere. Decisamente out Camilla Bass che non riesce mai a trovare l'andatura giusta, e invece Ciclone Petral che si afferma con una gran prova all'esterno di Bonnie Spritz che vende carissima la pelle e soltanto negli ultimi 50 metri viene sopravanzato dall'avversario che vince quindi nettamente. La vittoria per Ciclone Petral e Antonio Di Nardo. In training è quello di Gennaro Casillo per la scuderia Spallina SRL. Ciclone Petral assegno. Terzo posto per Cosmos del Ronco.